Eder. Mech. Pallister. Continuare le indagini. Ecco le prime domande e i dubbi sulla morte di Michelle Baldessari, ma sono solo le prime, perché c'è ancora molto altro. Immaginiamo ora la scena. Michelle si versa addosso il liquido combustibile del quale non è stato riferito esplicitamente se benzina o alcol, si pugnala nel petto, con quale mano? La destra? La sinistra? Michelle era lateralizzata a destra o mancina. Abbandona il pugnale nel proprio petto, poi trascurando il lancinante dolore e la fuoriuscita del sangue dal suo corpo, ha la forza di accendere l'accendino. Con quale mano? La destra? La sinistra? O forse già lo teneva con l'altra mano pronta per accenderlo dopo essersi pugnalata con la mano opposta, avvicinarlo al corpo e bruciarsi, aspettando e restando vigile, forse, che la combustione mangiasse il suo corpo e avesse il suo corso. Oppure quel colpo inferto al torace già le aveva strappato la vita all'istante. Aveva ingerito sostanze per aiutarsi prima di commettere il gesto? Sono stati fatti accertamenti in questo senso? Il corpo della povera donna è stato rinvenuto parzialmente carbonizzato, a partire da dove? Dalla parte alta del corpo, dalla parte bassa o centralmente? Ed il coltello? Apparteneva al corredo degli oggetti casalinghi presenti nella sua casa o lo ha acquistato appositamente? E la parte metallica dell'accendino che si suppone sia stato usato per innescare la combustione è stata rinvenuta vicino al corpo della donna? Continuare le indagini. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.